Lei ha paura di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane? Eh sì, sì. Ci penso e un po' di paura c'è comunque. Speriamo bene. Un po' di preoccupazione per la presenza delle basi americane a Vicenza. Ma ringraziamo Ma il fa solo la che le abbiamo. carità. Vuol Se- dire soldi che O è girano. tutto il mondo va per aria oppure siamo tutti insieme. Cosa ha avuto? Cosa diceva? Mi sembra sciocco ancora discutere se avere o no gli americani. Abbiamo già perso un aeroporto in nome di questa battaglia. E... No, ma poi abbiamo tolto il nostro, la nostra pista e tutto quanto, non abbiamo più niente a Vicenza. Vogliamo mandare via anche gli americani, non abbiamo proprio più nulla poi. No, timori particolari no, però sì, è sempre un problema perché non so se siano qui le testate nucleari o se siano da altre parti, però sappiamo che ci sono in Italia. Io sono contro tutte le basi, sono pacifista, amore e pace, però non avrei idea. Io non mi preoccupo comunque, mai. Tutto a posto. Perché preoccuparsi prima del tempo? Sono pazzi, incoscienti. Diciamo che in caso estremo può preoccupare sicuramente perché avere qui le basi americane è chiaro che se quella persona lì, quel personaggio lì russo decide di fare qualcosa, io credo che Vicenza è un po' in pericolo, insomma, evidentemente. Credo che non arriveremo mai a questo punto